Sono 5 milioni di euro che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione per il potenziamento della sicurezza a Udine e provincia. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti presente nella sede della prefettura, dove si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindaci dei comuni di Udine, Tavagnacco, Pozzuolo, Pasian di Prato, Campoformido e Tricesimo. I dati che sono stati rappresentati oggi, che riguardano la città di Udine e la sua cintura, sono dati positivi dal punto di vista del numero dei reati commessi. Si registra una diminuzione del numero dei reati commessi, in particolare una diminuzione del numero di furti e furti in abitazione, e quindi un dato estremamente positivo. Dall'altra parte la notizia estremamente positiva è che nessuno intende abbassare la guardia sul tema della sicurezza, quindi si continua a spingere sui controlli, su tutte le iniziative che possono essere messe in campo per poter fare in modo che quei numeri continuino a scendere. Lo stesso assessore ha sollecitato i sindaci del mandamento udinese presenti a riorganizzare l'attività di controllo del territorio, spingendo per l'unificazione dei corpi di polizia locale che a loro volta saranno muniti di metal detector. C'è stata una presa d'atto dell'incremento delle risorse messe a disposizione da parte dell'amministrazione regionale, c'è stata una mano tesa da parte dell'amministrazione regionale, nel senso che vogliamo capire, stiamo cercando di sensibilizzare i sindaci per poter aggregarsi sempre di più sul tema della funzione della polizia locale, in modo da costituire dei corpi e dei servizi sempre più grandi e sempre più efficienti. E sull'uso paventato dello stesso metal detector nei plessi scolastici, così Roberti risponde. Serve per poter controllare i giovani, in particolare i minori, senza nessun tipo di invasività, quindi ti controllo a distanza se ho il sospetto che tu possa avere un'arma da taglio in tasca. È un tema sentitissimo ed è allarmante. Metal detector già arrivati al comando della polizia locale di Udine e operativi dai prossimi giorni. Sono arrivati in questi giorni, per cui nei prossimi giorni già inizieremo a utilizzarli. Sono stati consegnati agli operatori di polizia locale, i quali li useranno nei controlli di routine.